Mai visto prima un luglio così. Secondo i tecnici le precipitazioni finora sono state del 100% superiori alla media del periodo. In pratica ha piovuto il doppio di quel che poteva e ancora non smette. Basta chiedere agli abitanti di Nervesa della Battaglia, dove ieri sera si è riversata l'ennesima bomba d'acqua, con allagamenti di cantine e taverne e fiumi improvvisi a scorrere lungo le strade. 250.000 euro i danni calcolati. Il comune chiede lo stato di calamità. Avevamo 2 metri e mezzo d'acqua e da ieri sera con tutta la gente, i vicini, amici che ci danno una mano a pulire e lavare, è un disastro. Sotto accusa d'estate come d'inverno la pulizia di fossi e canalette. Abbiamo fatto presente la pulizia dei fossi che dal mio punto di vista, come da tanti altri, purtroppo non è adeguata. Allagamenti anche nel Padovano, l'improvviso temporale con tuoni e fulmini ha sottolineato nuovamente che qualcosa non funziona nelle pompe del sottopasso della bretella Boston, per l'ennesima volta quest'anno riempito d'acqua, con centinaia di automobilisti furenti, deviati e bloccati sulle piccole arterie intorno. Brutte ore quelle vissute nel Vicentino, tra Carré, Caltrano e Cogollo. I violenti acquazzoni hanno allagato strade e almeno una sessantina di abitazioni. I danni sono aggravati dal fango sceso dalle colline e a Velodastico resta la situazione d'emergenza dopo il disastro dei giorni scorsi, con le ruspe ancora al lavoro. Tra i fenomeni più particolari la tromba marina vista ieri a Jesolo, paura tra i villeggianti, per fortuna nessun danno visto che il vortice è rimasto lontano dalla spiaggia. E ora? Ora non resta che aspettare il colpo di coda di luglio che secondo i meteorologi dovrebbe chiudere almeno nel suo ultimo giorno con un sole splendente. Questo miglioramento sarà più franco domani, quindi nell'ultima giornata del mese, quando avremo delle schiarite anche molto ampie.